Vincenzo Consoli in commissione a Roma. Veneto Banca aveva un bilancio sano, dice, era la Vicentina piena di baciate, BPV doveva assorbirci per salvarsi con il pressing di Banca Italia. Mentre si avvicina un nuovo vertice a Roma sull'autonomia, arriva a gamba tesa il blitz dei NAS in regione sul caso PAS, in retroscena della vicenda fra pochi minuti nel commento del nostro direttore. Nuova rapina in città, nella notte coppia di varisti cinesi affrontati sotto casa in via Ronchese da due banditi che riescono a fuggire con l'incasso del locale, indaga la squadra mobile. E sul colpo alla sala slot di Fragiocondo il sindaco chiama il questore che rassicura indagine a buon punto, acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza comunali. Da 4 anni in attesa del rinnovo del contratto nazionale, i dipendenti della grande distribuzione il 22 dicembre incroceranno le braccia in mancanza di regole per la loro vita, impossibile denuncia la CGIL. Studente di 16 anni del liceo Levi di Montebelluno ucciso da un tumore diagnosticato 8 mesi fa. Gli amici lo ricordano sorridente e coraggioso, l'ultimo saluto domani mattina. Mai allineato le posizioni della Lega Nord su eutanasia e fine vita, lo sceriffo Gentilini soddisfatto per il via libera al biotestamento, legge di civiltà che aiuterà molte famiglie a non disgregarsi. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Questi dunque i titoli di oggi. In apertura le dichiarazioni di Vincenzo Consoli in commissione a Roma. Veneto Banca aveva un bilancio sano, dice, BPV doveva assorbirci per salvarsi con il pressing di Banca Italia. Sentiamo. Il 6 di novembre il dottor Barbagallo arriva in Veneto Banca perché ci deve consegnare la memoria ispettiva, ci chiede di allontanarci un attimo dal consesso in cui eravamo e porta il presidente Trinca e porta Consoli nello studio di Trinca e qui dice che la banca non è più in grado di camminare con le proprie gambe e deve andare con una banca di adeguato standing. Trinca diventa paonazzo e dice: ma quale sarebbe la banca di adeguato standing, quasi urlando, e il dottor Barbagallo dice, non so se sottovoce, dice Banca Popolare di Vicenza. Vicenza doveva avere tutti i costi Montebelluna con la regia di Banca d'Italia. E questa è una delle verità di Vincenzo Consoli, oggi pomeriggio davanti alla commissione parlamentare a Roma. E doveva farlo per coprire le sue operazioni baciate, segno di un indebitamento pesante difficile da sostenere da sola. E qui Consoli lancia una nuova accusa, dopo aver spiegato alla commissione che il valore reale delle baciate di Veneto Banca erano appena il 5% dell'intero pacchetto clienti. Roma non crede che ci siano così poche baciate in Veneto Banca e quindi chiede agli ispettori di continuare a cercare, continuano a cercare, tanto che non se ne trovano si stringono un pochettino le maglie. Ecco che nelle passività entrano oltre 13.000 clienti di peso come la Lotto. Per Lotto chiesero 6 milioni di accantonamenti, a me risulta che Lotto continua ad operare, che funziona tranquillamente, nei giorni più scorsi Lotto ha smentito che ci siano problemi di questo genere. L'obiettivo secondo Consoli era, come è avvenuto, soffocare la banca con i fondi obbligatori di accantonamento su crediti inesigibili, arrivando a calcolare anche gli oltre 380.000 affidamenti privati per mutui casa. Poi Veneto Banca, per sopravvivere, avrebbe dovuto sposare per forza la Vicentina, portando in dote il vero bilancio, che secondo Consoli sarebbe tutt'altro che disastroso, e questo per coprire le baciate vicentine, come scappò ad uno dei controllori di Banca d'Italia. Il dottor Nardone, che evidentemente si può sentire, mi chiamò per dire: guarda che da Roma mi stanno dicendo che devo stare ancora qui perché non si capisce, perché a Vicenza trovano miliardi di operazioni baciate e qui non se ne trovano, mi hanno detto di continuare a cercare. Poi c'è il capitolo Boschi e Banca Etruria, con l'incontro di Consoli e Trinca col papà dell'allora neoministro. Abbiamo incontrato il signor Boschi, ci siamo messi a parlare delle vicissitudini di Veneto Banca e di Etruria, facendo i commenti che voi potete immaginare, ma io per pudore non faccio. Dopodiché arrivò il ministro Boschi, lei ci salutò, è stata lì con noi un quarto d'ora, non lo so, ma è stato un tempo brevissimo, dopodiché si è alzata e se n'è andata. Autonomia del Veneto, fra 5 giorni nuovo faccia a faccia per fare il punto della situazione a Roma. Si va avanti a spron battuto, dice il governatore Luca Zaia. Sentiamo le sue parole.
Un incontro con il sottosegretario Bressa mercoledì alle ore 13 proprio a Roma per cercare di definire quello che si è fatto finora e il futuro. Stiamo facendo un bel lavoro a livello nazionale e sono aperti già 5 tavoli dei 23, delle 23 materie che dovevamo affrontare, che dovremmo affrontare, che sono la sicurezza del lavoro, l'istruzione, l'ambiente, i rapporti comunitari e poi l'ultima entrata su nostra richiesta è la sanità. Ovviamente ci sono ancora 18 materie da affrontare, però è un lavoro che va avanti e direi anche in maniera incalzante. L'obiettivo qual è? L'obiettivo è quello di arrivare alla firma di una preintesa quadro, ovvero di fare in modo di mettere giù nero su bianco i criteri presupposti affinché chi arriverà col nuovo governo non ci faccia tornare indietro come nel gioco dell'oca. E a chi dice che queste competenze sono ancora troppo poche? Beh, non vorrei fossero gli stessi che dicevano che prima erano troppe 23, sono troppo poche sì perché ce ne sono 23 sulle quali ragionare, però a me risulta che le case si facciano dalle fondazioni e dalle fondazioni si va prima alla gettata, poi si inizia con i pilastri e poi alla fine si fanno i tamponamenti, il tetto e così via. Se qualcuno riesce a fare le case dal tetto mi dica come si fa. E proprio la sanità pare sempre più chiaramente terreno di scontro tra Stato e Regione Veneto, mentre si avvicina un nuovo vertice a Roma sull'autonomia arriva a gamba tesa il blitz dei NAS sul caso PFAS. Guerra agli PFAS, la sanità veneta cura i contaminati dall'acqua con la plasmaferesi, il prelievo di una piccola parte di plasma sanguigno, e i risultati dei primi test della procedura sono più che incoraggianti, però oggi i dati sono talmente entusiasmanti che noi pensavamo certamente di diffonderla e di utilizzarla in maniera ampia, però adesso ci fermiamo. Venezia si ferma davanti ai NAS spediti negli uffici regionali dal ministro della Salute Lorenzin, che da tempo ha bocciato la terapia. I carabinieri hanno sequestrato la documentazione sui risultati ottenuti con la plasmaferesi e lo scambio plasmatico. Con 4 trattamenti, quindi in 2 mesi, noi abbiamo avuto una riduzione del 35% della concentrazione iniziale. Questo per noi è un risultato estremamente valido. Ancora maggiori i risultati avuti dallo scambio plasmatico, la sostituzione di volumi del plasma con soluzione fisiologica arricchita di albumina. In ogni procedura noi determiniamo un calo di circa il 50%, a distanza poi delle 3 procedure andiamo al 70% e a distanza di un mese si conferma oltre il 50%. No, se queste nostre iniziative non sono di gradimento del Ministro, ci dirà il Ministro cosa dobbiamo fare con i livelli di FAS nel sangue dei veneti. E come se la spiega questa tigna del Ministro? Beh, insomma, un po'. Ho le mie idee ma non le dico. Ed ospite è qui con noi in studio il nostro direttore Luigi Baciali, buonasera. Ciao Daniela. Allora, si dice di solito, lo dicono i francesi, alla guerre come alla guerre, no? Alla guerra come alla guerra, nel senso che tutto in guerra è giustificato, colpi bassi, attacchi forsennati, ma questo attacco del ministro Lorenzin alla sanità del Veneto è davvero sconsiderato e in qualche modo inspiegabile. Il direttore generale Mantovano ha detto che non voleva dare le motivazioni di questa aggressione, della protervia che dimostra il governo in questo caso, e diciamo che possiamo farlo in qualche modo noi. Il Veneto è responsabile, è colpevole di aver avviato una riforma che porterà all'autonomia, che dovrà portare all'autonomia. Avevamo previsto che ci sarebbero stati bastoni tra le ruote, ma questi sono sgambetti vergognosi, sono situazioni offensive. Pensate a mandare i NAS, in genere i NAS hanno a che fare con i delinquenti, il nucleo antisofisticazione interviene contro i criminali, contro il crimine. Qui si tratta di medici, di ricercatori, li avete visti, hanno curato delle persone contaminate da PFAS, hanno dato oggi i risultati di queste cure, di queste terapie che sono stati molto confortanti, i livelli si sono abbassati moltissimo nel sangue dei molti contaminati che sono stati curati. Cosa fa il ministro Lorenzin? Per ripicca, per invidia, probabilmente per delegittimare il Veneto e il suo presidente, perché ovviamente
chi c'è nel mirino? C'è il governatore Luca Zaia, si è parlato di lui come prossimo Presidente del Consiglio, il centrodestra al vento in poppa, allora si ricorre a questi mezzucci, a questi piccoli boicottaggi, a questi piccoli sabotaggi veri e propri, perché poi non è un attacco a Zaia, è un attacco a tutta una comunità. Queste sono persone che hanno vissuto un problema molto grosso, la Regione del Veneto si è subito impegnata nel bonificare il territorio, nel mettere i filtri che adesso hanno completamente annullato i veleni, queste sostanze dannose, inquinanti nelle acque. Si può bere tranquillamente dall'Onigo in giù in tutta la zona rossa, e può capitare questo, ed è capitato in altre parti d'Italia, sta capitando senza che nessuno intervenga, e quando invece qualcuno si adopera per intervenire, per risolvere un problema, il ministro Lorenzin, il ministro della Salute, fa in modo che questa cura venga sospesa. È davvero una pagina oscena dei rapporti tra Stato e Regione, che sono sempre stati difficili, ma qui siamo veramente alla follia. Direttore, una vicenda fra l'altro che non si concluderà così presto. No, non si concluderà presto, perché adesso si andrà avanti, ci saranno ricorsi, controricorsi, come nel caso dei vaccini, e il risultato finale è che le persone che erano in cura non potranno essere curate, ed è qualcosa di veramente inqualificabile. Grazie direttore, noi andiamo avanti con il nostro telegiornale, siamo alla cronaca. Seconda rapina in 2 giorni a Treviso, coppia di baristi cinesi affrontati da 2 banditi all'arrivo a casa in via Ronchese, derubati dell'incasso. Intanto sul colpo alla sala slot di Fragiocondo il sindaco Manildo ha sentito il questore, sentiamo. Ieri sera io sono arrivato, ho parcheggiato la macchina, mi sono accorto che c'erano 2 persone molto spaventate e agitate che mi sono venute incontro. Ho chiesto loro cosa fosse successo e mi hanno detto che erano appena state rapinate del borsello da 2 persone, sembra a volto coperto, perché poi non parlavano tanto bene italiano, sono 2 persone cinesi, e usando loro una violenza hanno portato loro via il borsello. L'una del mattino, via Ronchese, a Santabona, la coppia di cinesi, 2 quarantenni che gestiscono il bar Hollywood lungo la Feltrina, vittima di una rapina da parte di 2 individui poi scappati in auto. Qualche centinaio di euro di incasso, il bottino, sul posto volanti della polizia e squadra mobile che ora indaga sull'episodio. Non è escluso che i 2 abbiano seguito le loro vittime oppure hanno teso loro un vero e proprio agguato. Il problema sicurezza è un problema molto sentito, e dico sempre di fare massima attenzione soprattutto alla notte quando si arriva a casa, di guardare bene intorno prima di scendere dall'auto, parcheggiare magari l'auto se possibile sotto un lampione dove c'è luce, e oltre alle varie iniziative che noi qui nel quartiere abbiamo posto in essere già da 2 anni a sta parte. Nel centro civico del quartiere lunedì prossimo alle 20:30 si terrà un incontro pubblico proprio sulla sicurezza. Di fatto per la città la seconda rapina in 2 giorni, dopo quella alla sala slot Admiral di via Fragiocondo. Preoccupazione da parte dell'amministrazione comunale in filo diretto con la questura. Stamattina ho sentito il questore per chiedere aggiornamenti sulle attività investigative, ho sentito che sono sul pezzo e che sembra effettivamente che siano le stesse persone di Susegana, e ovviamente c'è riservatezza sulle indagini, ma sono a un buon livello. Acquisite dalla polizia anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza comunali. Un assoluto controllo del territorio, una collaborazione fortissima tra le forze di polizia. Se il terziario cresce non fanno altrettanto la solidità e la qualità dei posti di lavoro che produce, in particolare nel settore della grande distribuzione, che si prepara allo sciopero del 22 dicembre per rivendicare rispetto e dignità per i lavoratori. Sentiamo. Io mi scambio i figli al centro commerciale perché il marito che fa magari i turni in un'industria prende i bambini di lei che va a lavorare all'interno del centro commerciale alle 4, 4 e mezza. Io mi domando se questo effettivamente sia in qualche modo il sistema che vogliamo tutti. Orari di lavoro comunicati oggi per domani, magari con un WhatsApp, turni improvvisati, conciliazione dei tempi di vita e di lavoro impossibile. Quello raccontato dal segretario
segretario generale della CGIL Vendrame è solo uno dei tanti esempi di uomini e donne, lavoratori della grande distribuzione, che da 4 anni aspettano un contratto che regolamenti la loro quotidianità, da qui lo sciopero dirompente indetto in Veneto per il 22 dicembre dai sindacati. È necessario perché dopo 4 anni i lavoratori non hanno un contratto, non hanno delle regole e non hanno delle regole che possono dare tempi di vita e tempi di lavoro. Proponiamo alle aziende della provincia, del territorio, di sedersi al tavolo con le organizzazioni sindacali per cercare di trovare delle mediazioni e delle novità rispetto a questo. Terziario in costante crescita ma scarsa qualità dei posti di lavoro e diffuso precariato. Non sono esenti neppure realtà come le coop, che dovrebbero avere il sociale come principale obiettivo ma che si stanno invece allineando alle multinazionali. Dobbiamo andare ad acquistare di domenica, perché di domenica è il giorno in cui le famiglie si devono ritrovare al centro commerciale. Penso che dobbiamo fare un cambiamento culturale, una riflessione molto importante. Io penso che dovremmo riflettere un po' di più su rendere favorevole il contesto di lavoro a persone che giustamente hanno la loro famiglia e hanno le loro esigenze, e che quindi probabilmente, se dando risposta a quelle, sarebbero anche più attivi, produttivi, gentili, tutto quello che ci mettiamo anche sul luogo di lavoro. Dramma a Montebelluna, muore a 16 anni a causa di una grave malattia. Matteo Oxa ha lottato con tutte le sue forze, ma il suo cuore ha cessato di battere l'altra sera all'ospedale di Castelfranco, dove era ricoverato. Sentiamo. Un sorriso che riusciva a contagiare tutti, lo sguardo sbarazzino dei suoi 16 anni. Matteo ha cessato di vivere l'altra sera, vinto da una malattia che non gli ha lasciato scampo. La grave forma tumorale gli era stata diagnosticata ad aprile scorso e lui non aveva mai smesso di lottare. La sua voglia di vivere ed il coraggio l'hanno portato a frequentare la scuola, il liceo Levi di Montebelluna, anche quando non riusciva più a camminare. Matteo arrivava in classe con la sedia a rotelle e sempre con il sorriso, capace di incantare qualunque persona. Il ragazzo viveva con la famiglia di origini albanesi a Montebelluna, molto attaccato alla mamma e al papà e alla sorellina di un anno più giovane che frequenta lo stesso liceo. A scuola la notizia è arrivata come un macigno, lasciando nello sconforto e nel dolore compagni ed amici. L'ultimo saluto al giovane avverrà sabato alle 10:30 direttamente in cimitero a Montebelluna. L'approvazione da parte del Parlamento della legge sul biotestamento è stata accolta generalmente con soddisfazione dalla gente. Era una lacuna che andava colmata, hanno detto i cittadini. Sentiamo. Io sono assolutamente favorevole, penso che che è arrivata questa legge anche troppo tardi e sono contenta di quello che è successo e che sia stata approvata finalmente. Per me è corretto, sicuramente è corretto. Beh, biotestamento evidentemente non c'era solo in Italia, c'era in altri paesi, per conseguenza era un voto legislativo tipicamente italiano, come tanti altri. Anch'io mi associo ed è giusta questa cosa, sì, era ora. Era necessaria perché il fine vita è un argomento focale, fondamentale della vita, una delle tante domande che ci dobbiamo porre, e affrontarlo era un imperativo categorico. Se uno è cattolico ha una considerazione, se uno è mezzo ateo non ha niente, tutto là, è inutile. Bisogna, le nostre raíces venete, tradizioni antiche, quindi è inutile che uno si improvvisa e fanno leggi così, purtroppo sono cose più grandi di me. Ecco. Che era giusta, una cosa che ormai, insomma, visti i casi che ci sono stati, era giusto che ci fosse una legge che tutelasse, insomma, le scelte delle persone. E continuiamo a parlare della legge sul biotestamento, la soddisfazione dello sceriffo Giancarlo Gentilini, mai allineato al carroccio sul delicato tema del fine vita, su cui ha sempre ribadito ognuno deve poter decidere per sé. Sentiamo. È una legge di civiltà. Io durante i miei 22 anni di sindaco ho girato centinaia di case di riposo ed ho visto dei casi che gridavano vendetta, perché sono d'accordo che ognuno è arbitro della propria vita. Autonomia del malato di decidere per se stesso, di rinunciare alle cure, di dire basta. Ha sempre professato la sua libertà di pensiero Giancarlo Gentilini sul fine vita, senza mai allinearsi alle posizioni della Lega Nord. Secondo lei quanto ha pesato l'apertura di Papa Bergoglio su questo tema? Beh, credo che a un dato momento, siccome è sempre in mezzo al popolo, si è reso conto di questa abnorme situazione che si
presenta in ogni momento e è addirittura una distruzione anche di certe famiglie. Legge dal valore sociale, dice Gentilini, ben fatta e dai contenuti esaurienti. Logicamente andrà applicata scientemente e non deve essere così appannaggio politico. È una scelta di civiltà, potrà essere anche migliorata, però legge è legge e tutti devono osservarla. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità, rimanete con noi. Rieccoci nuovamente in studio con l'edizione trevigiana dei nostri notiziari. Il Consiglio di Union Camere del Veneto, riunitosi a Verona presso la Camera di Commercio Scaligero, ha nominato per acclamazione Mario Pozza presidente della Camera di Commercio di Treviso Belluno, nuovo presidente dell'Unione regionale per il prossimo biennio. L'insediamento di Pozza è avvenuto nell'ambito della cerimonia del premio Marco Polo, riconosciuto e riconoscimento consegnato quest'anno a 12 imprese per il contributo allo sviluppo dell'interscambio veneto. Dalla costituzione di Union Camere del Veneto, avvenuta il 25 gennaio 1965, Pozza, presidente della Camera di Commercio di Treviso Belluno, è il 13° presidente, succede a Giuseppe Fedalto. Arriva il freddo glaciale e per questo fine settimana si registreranno temperature ben sotto lo zero e per Natale cielo serena ma aria sempre gelida. Piumini, sciarpe e guanti, questo sarà un fine settimana all'insegna del gelo. È in arrivo infatti la terza irruzione di area polare del mese di dicembre e anche questa volta il freddo arriverà durante il weekend. Aria fredda sia di maestrale che di tramontana inizierà a soffiare sul Veneto e anche su tutta l'Italia a partire da sabato. Quindi ci attendiamo un crollo termico anche di 10 gradi. Temperature davvero rigide e congelate, soprattutto al mattino, non resta che vestirsi bene perché la colonnina del mercurio non salirà oltre i 5 gradi. Sabato avremo la possibilità di qualche piovasco mattutino, ma poi il cielo si rasserenerà ovunque. Domenica un risveglio molto freddo con temperature sotto lo zero, quindi estese gelate, ma il cielo si presenterà sereno e limpido. E la settimana prossima, vigilia di Natale, il tempo non cambierà. Cielo sereno e freddo glaciale. Avremo estese gelate notturne, però il tempo sarà pressoché soleggiato e sereno ovunque. Attendiamo anche per il Natale questa presenza dell'alta pressione, quindi ci aspettiamo un tempo decisamente soleggiato, però sempre freddo. Per il momento non sono previste piogge in arrivo, almeno fino a fine mese, poi si vedrà. Ed ora siamo al nostro consueto appuntamento con il presepe. Questa sera vi mostriamo il presepe di pasta creato dalla famiglia Torresan Melissa e dalla figlia Desiree. 28 tipi di pasta, colla a caldo e molta creatività. Vediamolo. I'll have a blue Christmas without you. So blue, just thinking about you. Decorations of red on a green Christmas tree won't be the same, dear, if you're not here with me. And when the blue snowflakes start falling, that's when those blue memories start calling. You'll be doing all right with your Christmas of white, but I have a blue, 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 blue Christmas. Bene, siamo arrivati in conclusione, vi ricordo questa sera la nostra trasmissione 20 e 10, ospite in studio Paolo Crepè, noto psichiatra e scrittore,
E questa era proprio l'ultima notizia, vi lascio come di consueto alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, buona serata. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Tempo in prevalenza buono sulle nostre regioni, ma decisamente più freddo. Attendiamoci dunque un brusco calo termico. Vediamo il dettaglio del 16 dicembre. Sul Veneto tempo indeciso miglioramento per l'ingresso di venti più freddi settentrionali. Al mattino possibili veloci piovaschi sulla pianura centro-meridionale e lungo le coste, poi cielo parzialmente nuvoloso. Diamo uno sguardo all'andamento delle temperature, le massime saranno comprese tra 6 e 10 gradi, valori minimi tra -1 e 3 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Al mattino occasionali ma veloci piovaschi sui settori meridionali e sulla Venezia Giulia, poi cielo che si presenterà sereno e limpido su tutto il territorio e anche in questo caso ci sarà l'ingresso di venti settentrionali. Temperature massime previste tra 8 e 9 gradi, minime a 1-3 gradi circa. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui il tempo sarà in miglioramento su gran parte del territorio con cielo sereno e terso, soltanto sui confini alpini esteri si attendono nevicate diffuse fino a valle. Temperature massime previste intorno ai 4 gradi, minime tra -7 e -3 gradi. Il mare sarà poco mosso sulle coste e mosso al largo, i venti moderati da nord. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.